Se ha piacere di vedere la cantina? I matti paesi, Ornella? Allora sì, Ornella Bellia, per piane sarebbe la selezione di DOC. Adesso attualmente siamo passati da, una volta se ne facevano 5, adesso ne abbiamo 11 DOC, quindi stiamo andando verso i DOC. E qua organizzi anche pranzi, c'è? No, meno di no. Sì, era Corriere così qualche evento così. Bello però. Complimenti. Grazie mille, troppo gentile. Se volete fare un applauso all'azienda agricola Ornella Bellia e alla famiglia che ci ospita. Grazie. Grazie di cuore per l'ospitalità. Bella famiglia, ho visto anche un po' di azienda, mi hanno raccontato, quindi cercate di fare i bravi a comprare il vino loro. Questa è la prima volta. Direi che è intelligente come scelta, la differenziazione ma anche la valutazione e la valorizzazione dell'identità, no? Quando uno parla di Carmenere, parla di incrocio Manzoni, parla di vitigni autoctoni, vuol dire che oltre a vendere il vino in bottiglia vende anche la storia di un territorio, quindi i miei complimenti a questa azienda per aver fatto questa scelta. A noi abbiamo fatto una grande battaglia per il Tokai, oggi si chiama Tai e diciamo che resta comunque un prodotto fondamentale di questo territorio. Voglio anche ricordare che in questi territori sono anche coinvolti dalla nuova DOC del Pinot Grigio, quindi penso che in tutto questo contesto ci siano ancora margini per far crescere queste aziende agricole e fare in modo che facciano parte e contribuiscano a questa grande crescita del Veneto, che resta la prima regione d'Italia per produzione con 11 milioni di ettolitri e primo esportatore in quanto in Italia del valore italiano 1,8 miliardi e il 30% si esporta direttamente dal Veneto come vino.